Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Mister Paolo Vanoli dunque comincia il campionato, con che auspici e soprattutto come sta la squadra dal punto di vista psicologico e soprattutto fisico? Stiamo bene, veniamo da una partita di 120 minuti, quindi è una partita con uno sforzo enorme soprattutto in questo periodo, ci ha fatto molto bene. Abbiamo gestito la settimana diversa perché inaspettatamente ci sono stati questi supplementari, però la squadra sta bene. Dobbiamo ancora trovare, come giusto che sia, delle situazioni di fluidità a livello tecnico-tattico, ma quello fa parte di una strada, di un percorso nuovo che stiamo intraprendendo e che sicuramente piano piano arriviamo. Ci sono ancora però le problematiche soprattutto nel reparto difensivo che è corto e ci sono dei giocatori, vedi Svoboda, ancora indisponibili. Sì, sappiamo tutti che quello era una priorità, sono fiducioso di quello che farà il direttore sul mercato, quindi adesso io sono concentrato oggi a guardare la partita di Como e sicuramente a lavorare con i giocatori che ho a disposizione. Poi sappiamo tutti che quello fin dall'inizio, da quando sono andato via, era un punto su cui dovevamo sistemare. Poi c'è stata la sfortuna di avere Svoboda indisponibile e Aps che rientrava in un infortunio grave, e quindi oggi siamo molto contati con dei giovani che anche loro la loro prima esperienza in questo campionato. Ecco, a proposito di Como, che tipo di squadra è e come andrà affrontata? Ma è una squadra fisica, è una squadra ben allenata, è una squadra tosta che anche loro, secondo me, hanno costruito qualche cosa di importante con un allenatore che conosce benissimo la categoria, è uno dei pochi allenatori che ha già vinto un campionato dalla Serie B alla Serie A. Sicuramente è una squadra con un reparto offensivo molto consolidato con Cerri e Cutrone. È una squadra da prendere con le pinze, una squadra importante che sarà protagonista di questo campionato. Sicuramente per noi, questo inizio di campionato non è facile perché abbiamo incontrato sia in Coppa Italia una squadra protagonista, però abbiamo dimostrato che con il lavoro e con il sacrificio possiamo lottare con tutte, quindi noi dobbiamo sempre dare il massimo partita per partita. Avete il vantaggio comunque di poter giocare la prima in casa? Sì, le prime due in casa, questo è un vantaggio. Come ho sempre detto l'anno scorso, la differenza nell'ultimo mese finale dove siamo riusciti a fare qualche cosa di importante è sempre stato grazie a quello che sono stati i nostri tifosi, che hanno capito che noi quando andiamo in campo diamo tutto, ma la dimostrazione l'abbiamo avuta anche a Spezia, a vedere tutta quella gente che ci ha seguito per questa partita di Coppa Italia. Sono fiducioso che la prima di campionato ci sia il sostenimento dei tifosi, che per noi, ripeto, per il calcio in generale sono sempre la cosa più importante. Ultima cosa, è arrivato dalla Juventus Olivieri, che tipo di giocatore, che attaccante è e come potrebbe essere impiegato nell'ottica della squadra? Ma è un giocatore che ha caratteristiche ben precise, è un giocatore forte col baricentro basso, molto tecnico, un giocatore che sa giocare sia nello spazio stretto che nel lungo, è un giocatore che sicuramente cercavamo sia dall'anno scorso e oggi siamo riusciti a portarlo con noi. È un giocatore che però, come è successo con Christian, bisogna aspettare, bisogna metterlo in condizione, ci vuole della pazienza e poi dopo piano piano riuscire. Sicuramente sono convinto che anche lui darà un contributo importante perché è un giocatore di spessore.